Allora, detto questo, veramente abbiamo pochissimi minuti a disposizione. Allora, io direi di fare il giro, avevo tolto la parola ad Alessandra, quindi partiamo dal CGIL, poi completiamo il giro proprio per commentare quanto ne emerge, che cosa si potrebbe fare, insomma, quello che volete fare voi come sindacato, in che termini, e poi vediamo di Ora, completare. veniva detto bene prima, lo ripeto, la CGIL ha lanciato un piano del lavoro sul quale chiede con forza, e poi ora insieme a CISL e UIL lo si sta chiedendo nella legge di stabilità, che ci sia un cambio di passo con un investimento forte pubblico, ma con un'idea di programmazione a lungo periodo, che vuol dire un rilancio dell'economia. Ecco, io volevo dire anche con un forte senso di responsabilità civile. Quando parlavamo degli imprenditori, la responsabilità sociale di impresa vuol dire anche che chi investe in questo paese sta dentro una cornice di paese, e quindi questo si è chiesto con forza anche a chi è, voglio dire, forte e lungimirante nel fare impresa, deve essere premiato rispetto a chi invece fa impresa per delocalizzare. Questo assolutamente no. Chi Quindi voi fa sarete determinati in questo? noi su questo sì, e poi chiediamo la detassazione per quanto riguarda il cambio della legge di stabilità, ovviamente diminuire la spesa sul lavoro. Questa è la richiesta con forza che era stata fatta prima, come dire, nei colloqui col governo. Non si è arrivato a questo, e veniva raccontato bene da Aldo Marturano, non lo ripeto, quello che sta avvenendo nel settore pubblico. Certo. E ci siamo dimenticati un altro settore che è stato colpito, che è il welfare familistico, che sono i pensionati. Da questa realtà ne vengono, come dire, penalizzati. Quindi voi l'azione che farete sono innanzitutto degli scioperi, poi vedrete verranno attivati gli scioperi territoriali di 4 ore, e poi si andrà avanti vedendo se poi queste azioni serviranno anche a cambiare la legge di stabilità. Però non sono sufficienti in un'ottica delle cose che ci siamo detti oggi, se non abbiamo un lungo respiro invece su un'idea di paese che deve ripartire. Massimo Zanetti. Io credo di aver detto tutto quello che dovevo dire, insomma, penso che questi signori che ci amministrano e ci governano non hanno un'idea di sistema paese, che guarda non a domani ma neanche a questa sera che è finita. Ma voi con i vostri lei con i suoi calcoli della sua posizione ha visto che comunque c'è una tassazione che va ad aumentare? Io penso che rispetto a questa legge di stabilità temo che abbia ragione l'economista che ha telefonato in diretta. Alla fine i conti saranno in peius, cioè saranno peggiorativi. Non è vero che non incideranno minimamente, cioè che alla fine è una manovra che non sposta la tassazione, la sposta se non direttamente sul versante di una nuova imposizione, diminuendo le detrazioni e le deduzioni, insomma 1 più 1 fa sempre 2, insomma. Ecco. Chiarissimo. Professore. Allora, una nota di pessimismo e una di ottimismo per concludere. Così bilanciamo. Allora, quella di pessimismo non può che essere il coronamento della discussione di oggi, perché con questo tipo di governi di respiro orario il pessimismo è di obbligo. Una nota di ottimismo viene dagli italiani. Sono tanto buoni, tanto pazienti. Straordinariamente buoni e pazienti, ma sono anche il popolo che dalle macerie del dopoguerra ha costruito un boom economico e sistema autostradale che era il migliore del mondo, di Europa sicuramente. Il miracolo italiano che si ripete. Questo è il paese più bello del mondo, con i valori artistici assolutamente di gran lunga superiore a tutti gli altri, che nel periodo bui del Medioevo, quindi vado molto indietro, ha espresso il Rinascimento. Quindi si può sperare di avere delle risorse che magari in un momento così difficile, così buio, ci aprono un orizzonte, ma che non potrà avvenire da questa classe dirigente. No, beh, assolutamente, questo è ben chiaro. Deve vedere se poi anche la rabbia di chi ci ascolta, chi sta a casa, in qualche modo sfocia in qualcosa di costruttivo, perché anche quello è da capire, perché ci vuole la partecipazione di tutti. Allora, come ANCI naturalmente saremo impegnati a cercare di modificarla in meglio questa legge di stabilità, se sarà possibile. Sicuramente i vincoli del patto di stabilità dovrebbero essere ancora più allentati. Dovremmo cercare di avere una tassazione dei comuni che i comuni possono effettivamente gestire, perché c'è bisogno che i cittadini capiscano cosa fa il loro sindaco, cosa fa la loro amministrazione e con quali soldi lo fa.
e quindi vorremmo che si evitasse quello che invece è ancora una volta previsto, che le tasse che si chiamano di nome comunali invece siano percepite poi dallo Stato, e quindi una suddivisione netta. Lo Stato ha altre 1000 possibilità di portare a casa qualcosa, voi, quindi noi in questo momento lavoreremo a livello di tavolo con la conferenza Stato-Città per proporre delle modifiche, speriamo. Ma poi c'è una rappresentanza al governo importante anche di ANCI, no? Del Rio, che avevate delle aspettative. Una rondine non fa primavera, un ministro, dico, in un consiglio dei ministri così, purtroppo, pur essendo assolutamente una persona stimabile e anche capace. Allora, prima di passare la parola in conclusione al signor Panto, vorrei vedere l'ultimo contributo, che è una testimonianza di un imprenditore. In modo particolare c'è un'intervista a Rodolfo Cetera, presidente giovani imprenditori di Confindustria Padova. Sentiamolo insieme, un minuto rapidissimo. La posizione è di scontentezza, un'altra occasione persa. Abbiamo addirittura paura che una legge nata già così, tra virgolette, con pochi capitali a disposizione, sono circa solo 11 e mezzo, e possa addirittura venire ulteriormente annacquata adesso in Parlamento da 1000 rigoli e ricattuoli a cui siamo abituati. È troppo poco. Una cosa per tutte, abbiamo detto che la legge prevede circa un investimento di 11 miliardi su questo, noi ne chiedevamo solo 10 per il cuneo fiscale, ce ne hanno riconosciuti 2,5. È chiaro che 2,5 non aiuta le imprese e soprattutto l'occupazione a venire rilanciata, è troppo poco. Ci rendiamo perfettamente conto che soldi non ce ne sono, e probabilmente allora una delle cose per cui che Confindustria ha suggerito è proprio quella di andare a bussare in Europa, andare a chiedere in maniera ufficiale che si possa uscire dal tetto del 3%, arrivare al 4,5%. Questo lo puoi fare solo però a fronte di un vero piano di risanamento, un vero progetto, grazie a che, se ben motivato e ben strutturato, potrebbe venire accolto dall'Europa. La cosa, sforare quindi quello che era il limite, che è la nostra gogna, con un progetto concreto alla fine. Potrebbe essere una soluzione. I giovani hanno sempre delle cose che poi possono veramente essere interessanti e scaturire delle soluzioni, quello che si dicevano poi alla fine. Chissà che non vengano da loro delle proposte. Cosa dice? Ma a volte negli affari ci sono delle idee che 20 anni prima non funzionano, poi qualcuno ci riprova 10 anni o 20 anni dopo e sono un successo fenomenale. Oppure vengono riproposte poi nel tempo più avanti, quindi bisogna essere gli uomini giusti nel posto giusto al momento giusto. Potrebbe essere questa una proposta che può funzionare? Sì, io credo che non siamo nel posto giusto, nel senso che la piattaforma Italia così come è strutturata è qualcosa di riformabile. Bisogna creare delle realtà amministrative diverse, no? Noi siamo indipendentisti, quindi noi vogliamo dare più forza alle realtà territoriali locali, perché all'interno di questa condizione siamo certi che si possano attuare meglio quelle riforme che lo Stato nella propria globalità non riesce a mandare avanti. Qual è la nostra forza di Veneto Business? Non dobbiamo soffrire di provincialismo o di complessi di inferiorità. Sappiamo che il PIL della regione del nord-est, che va da Bergamo fino a Trieste con Venezia capitale, rientra all'interno dei G20, siamo in 16ª, 17ª posizione al mondo, considerando il nostro PIL aggregato, quindi solo noi da soli potremmo entrare nei G20, e scusate se è poco, perché bisognerebbe fare i G21, perché sarebbe anche un po' antipatico a dire all'ultimo della lista: sono arrivati questi signori, prego si accomodi fuori. Un'altra proposta, quindi alla fine ne sono venute fuori diverse. Dobbiamo proprio chiudere, siamo giunti al termine. Io ringrazio i nostri ospiti, i nostri esperti che sono venuti quest'oggi per affrontare i vari aspetti. Abbiamo visto che purtroppo non c'è molto di cui essere contenti, anzi vedremo se ci saranno delle modifiche che potranno essere fatte, un po' per le pressioni dei sindacati che si muoveranno in un certo modo, un po' per gli industriali sicuramente faranno la parte, i comuni la faranno sicuramente, e poi per quel che riguarda i partiti all'opposizione, che penso che naturalmente zitti non staranno, chiedo conferma. Penso che noi abbiamo presentato la settimana scorsa la nostra proposta di manovra economica per recuperare 100 miliardi di euro. Esatto, quindi speriamo che da una parte o dall'altra qualcosa si ottenga. Grazie a voi di aver partecipato, come sempre appuntamento, noi ci troviamo domani alle 12:40. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Grazie.